Amici di Directa Sport, un benvenuto da Roberto Carta dal Comunale San Biagio di Villassor per il racconto della seconda giornata del Girone B di prima categoria. In campo la Gialetto 1909 di Serramanna contro il Segariu, due squadre a caccia del riscatto dopo le sconfitte irrimediate nella prima giornata entrambe per 2-1. Inizia ora la partita con il lancio lungo, accelerare, attenzione alla verticalizzazione per Pilloni, la posizione regolare, palla, conclusione Pilloni, la respinta, il lancio intercettato da Ruggero che prova ad andarsene, palla al piede, buona la chiusura, lancio per Liuni, duello in velocità con Farci, parte Liuni e Liuni solo davanti al portiere, con il piede salva tutto Boassa e nega il vantaggio al Segariu. Attenzione ancora Mulvoni, altra grande parata, poi sulla respinta vorrebbero un tocco con il braccio i giocatori del Segariu che continuano ad attaccare con Stefano Piras che apre per Medda sulla destra, arriva il cross buono per l'inserimento di Serafini che non riesce ad andare alla conclusione perché c'è l'intervento falloso, il cartellino giallo per Tronci e il conseguente calcio di rigore per la Gialetto. Parte Pilloni, spiazza il portiere, sblocca la partita dopo 17 minuti, quasi 18 sul nostro cronometro. La Gialetto si porta avanti con il calcio di rigore del suo bomber Nicola Pilloni. Alla giocata corta, arriva il cross, quasi un tiro in porta sulla respinta, calcia Pilloni al volo di prima intenzione, rimessa con le mani, palla alzata, la mette giù molto bene Piras, Pilloni prova il tiro e sfiora il grandissimo gol, c'è stata deviazione, parte il cross in area piccola e c'è il gol del pareggio con la rete segnata da Mauro Palmas. Proprio lui, appena entrato, ha preso la fascia da capitano, soprattutto si è preso la responsabilità di pareggiare con questo colpo di testa che vale il gol dell'1-1. Dall'altra parte però adesso squadre spezzate in due, Medda entra in area di rigore, qui rigore evidentissimo, il duello dagli 11 metri. Parte Pilloni, stavolta alza, sceglie lo stesso angolo, trova ancora il gol, doppietta sul calcio di rigore per il numero 7 della Gialetto che torna avanti 2-1. Il Segariu, Mulvoni cerca lo spunto sulla sinistra, morbido il cross, sul secondo palo il colpo di testa sul fondo. Recupero che è già scaduto. E infatti fischia ora 3 volte l'arbitro, la Gialetto conquista la prima vittoria in campionato.